Buona serata a tutti dall'ippodromo del Savio di Cesena. Cominciamo la riunione di oggi col premio X3 Agri, una corsa gentleman con cavalli di categoria F. Sono in 9 al via lo schieramento: 1 Urich Trio, Antonio Vitiello, 2 Slataper, Otello Zorzetto, 3 Torpicchio Bibo, Matteo Zaccherini, 4 Potterjet, Michele Canali, 5 Victoria Best, Mario Iacchiarino, 6 Laurentius Romeo, Cristoforo Chianese. In seconda fila 7 Udet Jet, Marco Minucci, 8 Usercaf MRS, Michela Rossi, 9 Ulisse LL, Andrea Orlandi. Tutta rete la prima fila. Stacco della macchina, partono praticamente tutti, solo Victoria Best parte un po' più piano. C'è l'errore di Slataper. Numero 2 Slataper squalificato. Si rimette al volo l'allievo di Otello Zorzetto, ma ormai è squalificato. Intanto il Torpicchio Bibo ha preso il comando su Laurentius Romeo, che ha colto gran partenza e riesce millimetricamente a mettersi secondo. Cristoforo Cagnesi in una posizione tattica molto importante davanti a Urich Trio, poi Udet Jet, Potter Jet e gli altri. Arriviamo ai 400 in 29,3, intanto qualche lampo in lontananza. Sempre in vantaggio Matteo Zaccherini con Torpicchio Bibo, l'allievo di Walter Zanetti. In seconda posizione Laurentius Romeo, mentre Urich Trio abbandona la corda e viene al largo. 600 passati in 47 scarsi. Siamo al passaggio davanti alle tribune. Urich Trio ha preso la via del largo davanti a Udet Jet, poi al largo anche Victoria Best e Ulisse LL, mentre sono alla corda Laurentius Romeo, Potter Jet. Intanto vediamo una ruota danneggiata per Usercaf MRS, il giro in 1-2-2, sempre in vantaggio Torpicchio Bibo davanti a Laurentius Romeo, Urich Trio che prema al largo, poi Udet Jet. Arriviamo al chilometro in 1:17,6, sempre in vantaggio il figlio di Zambesi Flash, attaccato da Urich Trio. Laurentius Romeo sembra non tenere bene il contatto, viene via cattivissimo a Udet Jet con Marco Minucci, ma al largo di tutti c'è anche Usercaf MRS, 4 cavalli praticamente a ventaglio, corsa molto combattuta con Torpicchio Bibo ancora in vantaggio. Numero C'è l'errore di Udet Jet e Usercaf MRS che sembra avere la insidia maggiore per il battistrada. Ultima curva passata in 15,1, retta d'arrivo, si butta di dentro Urich Trio, ma Usercaf MRS sembra prevalente e viene a vincere nonostante un problema a una ruota. Michela Rossi, secondo posto per Torpicchio Bibo, mentre lotta per il terzo abbiamo visto al largo Victoria Best. 1:16,1 la media al chilometro per il figlio di Felix del Nord, il training di Giustino Panico, i colori del signor Nunzio Minopoli, la guida di Michela Rossi, che in un bello spunto ai 600 finali ha preso nettamente la meglio. Lo rivediamo. Mentre Torpicchio Bibo ha difeso il secondo posto. Vediamo per il terzo, intanto la quota di Usercaf è di 5,65. Rivediamo sul palo chi ha colto il terzo posto. Abbiamo visto a largo di tutti Victoria Best. Sì, è proprio lei che coglie l'ennesimo piazzamento di questa stagione cesenate.